Benvenuti amici di Matto Scacco in questa nuova puntata di Missione 1500 punti. Siamo sempre qui col nostro amico Patrick Ciao a tutti. che ci aiuterà a vedere cosa su questo esperimento, se andrà a buon fine, ma sicuramente andrà a buon fine. Intanto, prima di cominciare, i soliti saluti di rito e presentiamo lo sponsor di oggi, che è il sito reame.eu. In sovraimpressione vi farò scorrere, sono scacchiere di lusso, di gioco da lusso, quindi non solo scacchiere di lusso con i pezzi, non si capisce neanche se è un'alfiera, un cavallo, una torre e costa miliardi di milioni, ma capisci che cos'è e sono anche belle. Sono durevoli, vi lascio sotto il coupon sconto mattoscacco15 per accedere e prendersi una di queste preziose scacchiere al 15% di sconto. Io direi di partire. Come stai, Patrick? Tutto bene, ti ringrazio. Te invece tutto a posto? Tutto bene, sei carico per la puntata di oggi? Sono carichissimo, sono salito anche un pochettino di elo rispetto all'ultima Ottimo, settimana ottimo, scorsa. Sono ottimo. arrivato a 1070 circa, se non Wow, erro. grande. Poi se mi ricordo bene, adesso magari entriamo sono a 1030, non lo so. No, non avevo dubbi E che, insomma, che il tuo livello era più alto di quello che abbiamo visto la scorsa puntata. Adesso farei così, vedrei qualche partita che hai giocato, vinto o persa che sia, ne vedrei un ok, paio. Poi inizierei a costruire insieme il nostro repertorio d'apertura va e bene, poi ci facciamo la nostra partita. va bene, ok. Ok? Sì, che Allora, col dai, bianco non mi magari hai ancora visto giocare, non ti ho ancora visto giocare col bianco. C'è la sorpresa. Allora, sai che faccio? Vado direttamente su chess e ti cerco. Sicuramente avrai un nickname simpaticissimo da scrivere. E Special Iago. Ah, dimmi scusi. Nickname Special con la S maiuscola, Special Iaco. Jaco con la Y? Sì, Jacopo. Sarebbe Ah, ok. perché purtroppo è un nickname, cioè purtroppo no, Ok. è un nickname preso da mio fratello Sai che e non da ti quando ero trovo? piccolo. Special Y Jaco. C'è qualche trattino di Y? mezzo? Sì? No, la Y non c'è. Ah, me lo son segnato C'è io. la J, c'è la J. Ah, come Juventus. Sì, come Juventus. Ah, sì, in Jacopo. effetti Jacopo con la Y non si è mai visto. Ok, condivido lo schermo. Ok, si parte. Allora, sì, sei attorno appunto ai 1070 punti, ottimo. Allora, belle sfilze di vittorie vedo, ogni tanto qualche sconfitta. 73 mosse, questa secondo me è interessante da analizzare. Dove vedi le mosse? Qui il numero di mosse, qui a lato. Ah, là, okay. Persa chiaramente. Questa stravinta in 10 mosse. Ottimo. E quello E abbandonato. okay, allora ne vedrei una vinta e una persa. Mh. Andrei su questa di 41 mosse vinta e questa di questa di 73. Ah, qui si è entrati in un finale. Okay, combattuta. Dai, vediamo queste ultime 2 qui, va bene? Sì. Una giocavi con il bianco e questa qui con il nero. Okay, perfetto. Andiamo a vedere. Questa è contro sì, questa qui è quella che ho fatto il recuperone. Okay. Non so come minimamente ho fatto a fare 'sto recuperone. Allora, di 4 e 5 sistema Londra, come mi accennavi l'ultima volta, Esatto. e 3 C5 di per. Okay, qui è catturato. Catturi sempre o ti No, capita tutti i turni? perché qui c'è una trappolina molto carina. Quando ti Okay. fanno D5, poi C5 e c'è il cavallo in, F5. F6, qui mangi di pedone, se Sì, poi sviluppa pure il cavallo, l'altro, sì, esatto, lo inchiodi con l'alfiere e se va di donna per darti scacco, per mangiarti l'alfiere, c'è una trappolina molto bella, che tu fai uscire fuori il tuo cavallo, in C3 e sì, lui tendenzialmente, la maggior parte delle persone cosa fa? Ti attaccano con un altro cavallo, così t'attaccano sì, sia con la regina che con il cavallo in E4. sì. Ma tu vai a mangiare il pedone in D5 con la tua regina e è praticamente persa. Okay. Solo che Figo. non è andata così. Okay, va bene, E catturato. quindi Ah, lui è uscito con l'altro cavallo in sì, sì, effetti. sì, Tu sì, hai sì, fatto no, così, però ha giocato ai 6, anziché darti esatto. scacco, ha giocato ai Qui 6. Va crisi. bene, ha giocato solido.
Okay, okay. Allora la mia esperienza dice che provare a tenersi un pedone in più in apertura, si fa sempre una brutta fine. Lo so, li vedo i video, li vedo. Quindi sì, probabilmente qui sarei andato di collo F3 al Rocco, gliel'avrei dato quello. Però, stiamo a vedere. Okay, va bene. Okay. Beh, se qui te lo lascia però il pedone. Qua è stato il mio errore. Guarda, Ah, ecco, okay, okay, non ho okay. alzato il pedone in C. Il C, pedone in C. Okay, okay, quindi ovviamente cade questo, ma ricaderà anche questo sicuro. Eh sì. Okay, okay, allora adesso un attimino più forte lui sul centro. Okay, vedo che l'Arrocco arriva in ritardo. Sì, perché, quando io volevo consolidare il cavallo in centro, poi lui mi ha messo il cavallo in E4 e Mh. io lì ho visto che se lui mi avesse messo il cavallo in C3, mi dava un doppio mortale, cioè Ah lì sì, sì, hai ragione. Okay, hai era ragione. proprio Sì, 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 persa e sì. quindi ho Sì, dovuto per sì, sì, forza sì, prima sì. sistemare quel punto Certo. per poi andare. Ottimo, ottimo, ottimo. Qui Ecco. forse l'alfiere intrappolato, okay. Cambio, Sì, cambio. qui ho detto vado a scacco, tanto è persa, Okay. devo andare al re. Dimmi come hai fatto a vincere questa. Esatto, guarda, io qua ho avuto un piano, ovvero che questa l'avevo Okay. vista, qui chiaramente ho spostato no, avevo messo il cavallo, Sì. esatto, e poi il piano era: "Cavolo, se riesco a togliergli la donna di lì che c'è cambio, 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 eccetera, se riesco a mettergli la torre in A1, se riesco poi ad andare in A8 perché lui toglie il cavallo, gli inchiodo l'alfiere e la torre." Ah, okay, 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 Capito? okay. Infatti adesso cioè andare Provi a fare avanti. un doppio attacco qui. Okay, lui cerca di cambiare i pezzi, Sì, giustamente. io continuo ad andare contro lì. Okay, cambio, cambio, oh, madonna! Sì. Okay, intanto questo toglie visibilità al re. Lui qua non si accorge di questo e alla fine il mio piano. Okay, okay, giusto. Quindi con una torre stai controllando 2 pezzi. Esatto, è quello che Okay. mi ha aiutato molto. Qui non si accorge, cioè ha spostato ancora, io mi son tolto dai raggi X, lui non ha ancora ha preso provvedimenti, doppio cioè Okay. qui lui pensava che col re andasse a difendere il pedone, e invece Bello, bello. Beh, qui okay, vedo sembra di vedere anche una gestione migliore anche del finale del partita, quindi bene. Va bene, un bel rimontone, un bel rimontone. Vediamo questa qui invece. Eri con il nero, la giriamo. Francese, okay, okay, okay. Preso un bel po' di pedoncini. Qui stai bene secondo me, cioè sei in ritardo di sì, sviluppo, però se riesci a riprenderti secondo me stai bene. anche io pensavo di stare bene, infatti mi stai confermando, Sì, sì, sì. Qui penso che adesso però forse forse perdo. urge un B6 e poi sviluppo il prima possibile e poi secondo me stai bene. Okay, anche questa è solidissima, solidissima. Più o No, meno, no. perché adesso mi arriva il doppio. Ah, porca vacca, Già, Okay, okay, vabbè. Okay, questa è persa per una svista. Okay, sì, non l'avevo vista. Sì, 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 sì. Vabbè, questa era penso che stavi meglio, il computer ci confermerà che sì, vedo il nero qui, torre B8 addirittura consigliava. Ehm, parità addirittura, 0-0. cavolo. No, no, qui secondo me ti ripigliavi in fretta, cavallo, alfiere, portavi l'altra torre fuori. Volevo riuscire a mettergli la donna sulla diagonale dell'arrocco, però non ce l'ho fatta. Ah, okay, su questa qui per non farlo arroccare. Mi piaceva molto come. No, dai, dai, va bene, svista anche quella di prima, però ti sei ripreso, però comunque sei salito di punteggio. No, no, per me va benissimo, va benissimo. Allora, andiamo un attimo sull'ICES, dimmi se vedi questa scacchiera. Sì, sì, Ho preparato questo studio, okay. dove poi potrai ritrovare queste mosse che potrai ristudiarti, Ah, okay. okay? Quindi non so Sì, se utilizzi l'ICES come sito. sì, 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 perché sì.
lo utilizzo. Perfetto, perfetto. Poi allora ti Perché mando il faccio link. sempre le solite 5 partite massimo su chess.com al giorno, e se voglio continuare a giocare vado su Lichess. Okay, okay, okay. Allora poi magari metterò anche questo link a disposizione dei nostri amici, così se anche loro vogliono studiare insieme a te il repertorio che andiamo a Dell'Harlequin. affrontare, secondo me è tanta roba. Allora, un po' di cose le abbiamo già dette anche nelle scorse puntate, però Che ho facciamo un visto tutte. ripassone grande, facciamo un ripassone totale. Allora, come vedi, io consiglio soprattutto a chi è sotto i 1500 punti di utilizzare un repertorio abbastanza tagliente. Okay, io sono per il gioco solido, però quando tu in apertura utilizzi un repertorio tagliente, fai entrare l'avversario nel tuo di mondo. E questa è la cosa più Okay. bella, perché lui è strapreparato, non vede l'ora di fare i suoi trucchetti, le sue cose che ha studiato, ci ha perso un sacco di ore, E poi alla prima risposta giochi cavallo F6. okay. Oppure ce ne sono altri trucchetti che poi vedremo più avanti su altre aperture, così è bello anche esplorare qualcos'altro, però è troppo bello, troppo belle le loro reazioni, cioè Io però ho quindi provato a giocarla, la difesa Harlequin, cioè, ho perso un sacco di punti. sì, sì. No, è perché purtroppo bisogna sapere esattamente come giostrarsela. Quindi andiamo a vedere, ripassone. Allora, nasce tutto su E4 e si gioca a cavallo F6. Sì, Come dicevamo, qui ci sono solo due possibilità principali, poi ce ne sono 40.000, ma le due principali sono spinta di pedone o cavallo C3. Nella gran parte dei casi ti spinta. giocano cavallo C3 perché non sanno, hanno paura di E5, perché però chiaramente la più corretta, la prima da motore, la più aggressiva è la spinta E5, però iniziamo da questa che è quella praticamente più probabile che ti capiterà. Sì. Su questa qui ti ricordi cosa si giocava per caso? Allora, qui perché io devo andare, si giocava forse D6? D5. D5? Okay, Ah, giusto, perché l'idea è dovevo andare a combattere quella il centro. bravissimo, di non lasciargli Sì. mai tregua, perché se fai una mossa tranquilla come D6 lui potrebbe fare qualsiasi cosa, D4, cavallo F6, tirare fuori l'alfiere, invece non dargli mai tregua, cioè questa è l'obiettivo. Quindi con D5 tu gli minacci di guadagnare un pedone Sì, e okay. quindi lui ovviamente spinge, a sto giro spinge davvero. Okay? Ma cioè, beh, se c'è il cambio si entra partita a Sì, scacchi però normale. veramente qui per esperienza ti dico anche il più newbie ti spinge. Okay, A questo punto bisogna togliere il cavallo, mi sembra evidente, dove lo mettiamo? in D7. Esatto, e anche qui non gli diamo tregua perché gli stiamo minacciando questo. Anche è vero che lui ci sta minacciando questo, però per mia esperienza il bianco non vuole perdere questo pedone per nulla al mondo, quindi lo sostiene con D4. Pare che Questo è quello dopo che che, succede. cioè, se lui mi mangia, io gli mangio il pedone con la Ah, sì, scoperta sì, sul sì, suo sì. cavallo. Sì, 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 esatto, questa resti bene. Quindi la migliore per il bianco a sto giro è fare questa, e ti dico che la gran parte gioca veramente questa. Ok? Ora non bisogna mai, 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 mai dargli tregua e Cavallo C6. allora, prima di cavallo C6 c'è una mossa fondamentale, perché Okay. con cavallo C6 ti blocchi totalmente. Ricordati questa piccola cosa. In queste partite con D4, D5, che non è, la partita non è nata come una partita di donna, ma lo è diventata alla fine, D4, D5, il Quindi pedone C è troppo importante. E infatti lui, lui ce l'ha bloccato. Ripeto, non è nata come partita di donna, ma lo è diventata. E okay, quindi, bravo, non possiamo noi andare a bloccare, quindi urge C5. urge, urge. E tu dici, cazzo, allora qui c'è due pedoni in presa, uno e due, ma qui c'è la mega trappola della vita. Allora, Ah sì? paradossalmente, più salirai di punteggio 1500, 1600, 1700, 1800 e più ci cascano in questa trappola, più sei all'inizio, più non ci cascano. Qui Okay. allora, non ruoto la scacchiera perché mi uccide il videomaker, però se qui ci mettiamo nei panni del bianco, questo pedone è golosissimo. Questo pedone è golosissimo. Anche perché il bianco cosa calcola? Mi mangio un pedone, lui mi mangia un pedone, io rimangio un pedone e vado di un pedone in vantaggio. Sì.
ed è proprio questa la trappola. Te la faccio vedere, ma ahimè succederà poche volte. Ah, perché c'è donna A5? No, c'è meglio. C'è di meglio che Ah, se non lo studi non ti può venire in mente. Guarda qui. ok. Casca nella trappola. Catturiamo. E lui dice: "Ah, c'ho un pedone di vantaggio, c'ho un bel centro, c'ho un cavallo avanti, eccetera". Il vero problema di tutto ciò, che sia che la donna è sospesa e il cavallo è sospeso, cioè non sono protetti da pedoni, nessuno dei 2. Quindi Ok. qui verrebbe spontaneissima cavallo C6 che è carina, Anche. doppio attacco qui, ma la vera mossa che vince immediatamente un pezzo è Non la vedo. cavallo B6, doppio attacco sul cavallo e se togli il Perché è cavallo perdi la regina. inchiodato. Eh sì, no, è vero. Ora, il bianco farà di tutto per cercare di non perdere il pezzo. Potrà giocare C4, dico ok, sorreggo il cavallo. Ma il fatto che c'è la donna inchiodata, come possiamo, che c'è il cavallo inchiodato, come si sfrutta? Io qui farei Esatto, E6. esatto. Togli il cavallo e perdi la donna. Mi mangi qui, perdi sempre la donna. E io provo a fartele tutte perché ho visto di tutto in questi anni. Tutto per tutto. Ah, ok, così se mi mangi questo io salvo la donna, anzi addirittura ti faccio il mega doppio e siamo pari, anzi sta meglio il bianco. Che fai? E qui o alzo l'alfiere e mangio. No, non posso neanche mangiare. E alzerei il pedone. Alzeresti il pedone, cattura, Ah no, alfiere. non cambierebbe niente. Sposto la donna in D6, D7? Bravo, la donna deve rimanere su questa colonna, ovviamente in D6 viene catturata, D7. Sì, sì, E finisce sì, sì. tutto adesso. Finisce tutto, poi ho visto qualcuno anche fare a rocco lungo cercando di, di farti un Ah, po' paura così, però a un certo punto il cavallo matematicamente lo perde. Ti faccio vedere un'altra possibilità, una volta arrivati qui, quindi cavallo B6, doppio attacco su questo cavallo e donna dietro, qualcuno fa questa, cercando di romperti le scatole. e qui Prova a per trovare forza la sviluppi il risposta giusta. cavallo. Sì, perché se metti davanti l'alfiere ovviamente Eh, interrompi questo attacco, quindi metti davanti il cavallo, giusto. e attacco pure su donna. Giusto, che sì, però non c'è perché è inchiodato. Ah, giusto. Quindi sì, quindi sì, è solo una mossa, è una mossa intermedia che non fa paura. Ok? Quindi Sì. questo è la mega trappolona dove noi speriamo di arrivare e vediamo di nuovo com'è nata, è arrivata dopo questa variante, spinta, D4 per sorreggere il centro, C5 e noi speriamo, e ti dico, man mano che andrà avanti lo faranno sul serio, e qui tu sai già che quando fanno questa tu hai vinto un pezzo, perché tu fai questa, 100% tutti quelli che sono arrivati qui, anche sui 2000 punti catturano qui, e qui hanno perso il pezzo matematico. Però cosa succede? Che ahimè non tutti catturano qui, soprattutto all'inizio. Qui magari ti fanno altre cose, magari ti escono fuori con l'alfierino qui, per romperti le balle. Magari escono fuori col cavalluccio qui, magari sorreggono questo con F4, magari qualsiasi altra cosa. Allora a questo punto ti chiedo di stampartelo veramente con forgiato a fuoco. Se non cascano nella trappola, questa è veramente la regola aurea di questa puntata, se non cascano nella trappola, qualsiasi cosa lui faccia tu dovrai giocare 6. Perché? Questo pedone noi ora lo lasciamo in presa perché speriamo che caschi nella trappola. Ma se lui non cade nella trappola e gioca una qualsiasi mossa, anche, che ne so, ma una qualsiasi mossa, noi non possiamo far finta di nulla, giocare cavallo C6 così, perché se ci cade questo poi è veramente un problema. Ok. Quindi diventa una francese. Per quello ti Non mi dicevo fai che la esagerare. Liekin è molto francese. Diventa una francese 6, francese migliorata perché il bianco non ha possibilità di giocare C3. Sì. Quindi sono anche schemi che magari conosci già e ti trovi bene. Quindi ricapitolando dall'inizio, E4, cavallo C3 è la più probabile che ti giocano, D5 subito spinta sul centro, ti scaccia. Chiaramente
su cattura è finita la teoria e Sì, si chi è? gioca a scacchi. Questa qui, tu catturi, lui vuole catturare ma gioca a D4 perché gli piace troppo mantenere quel pedone, C5 per attaccare subito il centro, trappolina perde il cavallo secco, su qualsiasi altra mossa giocherai E6 e ti giochi la tua francese, cavallo C6, eccetera. Sì, va bene. Perfetto. E Ok, questo con la variante del cavallo. questa è una variante del cavallo. Ti vado a mettere subito un nuovo capitolo. Ale, chine, U2 e 5, 2 e 5. E quella di prima la chiamiamo Ale, chine, 2, cavallo C3, dove ti spingo in E5 che è la risposta migliore. Il cavallo di 5. Bravissimo. Qui diciamo si può giocare C4, D4 indistintamente, ma prima o poi te le giocherà tutte e due, quindi è veramente indifferente come va a finire. Se ti gioca C4, ovviamente il cavallo va spostato in B6. esatto. Se Me ti l'hanno mai gioca giocata ogni D4, volta. non te l'hanno giocata? Mai, cioè infatti perdevo sempre perché arrivavo qui e Ok. poi mi dimenticavo. Ok, ok. Ovviamente adesso non ha senso portare il cavallo in B6 perché non è attaccato da nessuno. Qui esatto, allora lo scopo della difesa agli Ekin è, essendo una difesa moderna, come tutte le difese moderne, tendono a dare il centro all'avversario. Infatti l'avversario c'è un super centro. L'idea è Ah, quello di farlo venire verso di noi, un po' come nel film 300 degli Spartani, di farli entrare nella strettoia e collo poi di bottiglia. bravissimo, ad uno pian piano cadono. E l'idea è proprio questa, perché lui così è avanzato veramente tantissimo. E iniziamo a sventrare il centro, D6, ora c'è D6, Mm, dove lo metti subito in condizione di fare qualcosa, catturare o provvedere a difenderlo. Quindi se catturano, qui noi catturiamo nel tipo di gioco che piace a me, col pedone in C, sì, ottenendo poi sposandolo al quella che è la centro. struttura del dragone, con il fiere in fianchetto e questi pedoni che sanno di drago cinese, c'è presente quello che viene Ah, da ecco anni perché cinesi? il dragone. Esatto, esatto. Che è una Del siciliana, no? Una variante È della una siciliana, siciliana. brava, variante dragone, c'ha i pedoni evidenziati come te li ho messi. Ok, Per questo si cattura con questo, perché se catturi con questo non c'è più la struttura del drago. ok, Quindi si ok. cattura quindi noi cattureremo sempre col pedone C, mai con quello E. Se non cattura, per esempio, ti fa C4, la famosa mossa che doveva fare prima. E qui cavallo B6. A questo punto siamo ancora allo stesso punto. Se cattura sempre col pedone in C, perché il nostro scopo è quello di poi fare il fianchetto e mettere l'alfiere in fianchetto, perché? Perché l'alfiere del fianchetto guarda come attacca bene i pedoni. Quindi l'idea è farlo avanzare coi pedoni, ma noi poi pian piano con i nostri pezzi, con i nostri pedoni glieli facciamo cadere. Andiamo a controllare il centro. Quindi se cattura non è un grande problema, anzi è buona. La variante diciamo più critica, poi ripeto, qui ti potranno fare qualsiasi cosa, cavallo C3, alfiere di 3, però diciamo la variante più critica è quella dei 4 pedoni, dove lui c'ha il megacentro. Mai, nessuno mai mi Ok, gioca no, infatti, pedone F. infatti immagino che questa la vedrai più avanti. Con Carlo avevamo visto una variante tagliente che ti voglio suggerire perché è probabile che ci cascheranno, ci cascano anche ad alti livelli, quindi è probabile che ci cascano, che è Come no? catturo. Ovviamente non catturano DD, altrimenti cambia donne e c'hai Sì, teoricamente un perdono vantaggio. l'arrocco. Bravissimo. E su questa, qui si gioca a C5, sempre per non lasciargli mai il fiato e dargli sempre un motivo per fare qualcosa. Ovviamente la cattura non fa paura perché perde sempre l'arrocco e poi qui c'ha 1000 pedoni isolati, doppiati e che cadranno tutti ad uno. Ma la spinta dice: "Cazzarola, guarda che centro che mi son ritrovato". E l'idea è proprio quella, di dargli il centro. E glielo diamo ancora di più con E6, perché con E6 crea addirittura un pedone avanzato a 2 passi dalla promozione. Però si è slanciato così avanti, non ha mai sviluppato e ora c'è Donna. donna, scacco e è vero che c'è il doppio attacco qui sopra, ma di questo non è che ci interessa tanto,
Ovviamente ora l'unica difesa per il re è muovere il re, perché se gioca pedone G3 c'è il famosissimo attacco doppio, perde la torre secco. Quindi pedone G3 non lo prendiamo neanche in considerazione, deve muovere il re. E il re può andare solo da due parti, qui o qui. Ovunque vada, ricordati questa cosa, ovunque vada il nostro obiettivo è prenderci questo di pedone. Quindi Ok. se va qui possiamo fargli uno scacchino e prenderci questo. Perché se crolla questo, poi crolla anche questo. Se invece noi ci focalizziamo a prendere questo, magari lui si organizza e questi due riesce a tenerli e non li tiri più via da lì. E se invece va di qui, abbiamo sempre la possibilità del doppio prenderci questo. Quindi l'idea è di far cadere questo centro forte che lui si è creato. Ovviamente qui il nero sta da Dio. Ok? Sì. Quindi ripassone velocissimo di questa variante di spinta, poi ovviamente ti lascio lo studio così te lo puoi ristudiare in questa settimana. Spinta, cavallo. Qui prendiamo in considerazione solo queste due qui, poi man mano che andremo avanti ne aggiungiamo altre linee. Ovviamente può giocare anche questa. Possibile che la giocano, perché uno che è abituato a giocare l'italiana è possibile che ti gioca questa, però non vorrei aggiungere troppa carne al fuoco, facciamo finta che Ed ti è gioca quella così. che di solito mi giocano. Ok, va bene, va bene. Va Almeno bene, qui quando seguivo il video di Carlo e quindi ok. facevo anche la difesa Alieken. Ok, qui piccolo spoiler, se vuoi puoi giocare comunque cavallo B6 con tempo sull'alfiere. E Ma ritorni te nei lo soliti schemi. spostano. Ok, D4, C4, solita roba, vai di qui, poi rafforzerà il centro e quindi tu inizierai ad attaccare il centro. E qui diciamo andiamo a analizzare la variante un po' più critica. Certo che il cavallo F3 esiste anche proprio da teoria cavallo F3, ma andiamo a analizzare quella dei 4 pedoni, dove qui si cattura e da qui in poi sono tutte mosse forzate. Ti rompo le scatole sul centro, spingi, ti rompo le scatole sul centro, spingi, e poi arrivo qui e in teoria e in pratica sto meglio. Persa. Yes. Bene, detto ciò, allora ripassati bene, poi metto anche sotto il video il link allo studio. E detto ciò, direi andiamo a farci la nostra partita. Tolgo io la condivisione. Se Sì. vuoi condividere tu, così vediamo le tue gesta. Va bene. Bevo anche un po' d'acqua, che non fa mai male. Sponsorizzata da Acqua Sorgesana. Io invece Xlena. Marca boh. Un giorno tutte queste aziende diranno: ah, grazie, sono arrivati milioni di clienti, grazie a voi. Dai. Vedi? Sì, vedo la grande. Perfetto. E quindi solita partita 15+10, come al solito ultra concentrato, perderemo un sacco di tempo perché ti farò un sacco di domande, ti romperò le Sì. scatole. E se sai cosa giocare vai veloce con me. Bianco, sono felice che sei il bianco. Ok. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Ok. Io al secondo gioca, se fa cavallo, pedone, se gioca Ok. pedone, cavallo. Ok, Se fa quindi uscire se fuori le sei proprio... l'alfiere. Mhm. Ok. Ok. Pedone, adesso vediamo cosa fa. Di solito. Le partite che mi piacciono di più sono quando mi fanno avanzare il pedone Di uno. Sì, quelle sono le migliori. in D5. Aia. Chiaramente. Quel pedone C bloccato. Che sofferenza. Sì. Cavolo, non mi ricordo qua se far uscire fuori il cavallo. Forse era così. No. Spero che non si sente, qui c'è uno che sta usando il tornio da stamattina alle 7, un vicino. Sì, c'è un rumore sottofondo. Arca Lo sento io. infamone. Ok, buona. Sì, questi diciamo sono i soliti mossi di routine, quindi
Va Sì, che bene, fai va prima bene. uno o l'altra, Sì, bene o cambia male. poco. Sì, sì, sì. E il punto è che se fa questa, Mi dà fastidio che non puoi mettere eh, l'alfiere. mm, mm, mm. Ok. Sì, me lo vedo che la fa, sincero. Me la vedo lì proprio alfiere Ficino, la sta pensando con tutto se stesso. E su questo sono obbligato a fare. Eccolo qua. Ok. È per forza. Ok. Questa per forza. Va bene, gioco solido. Non Questa spostare l'alfiere. per chi, per chi non la conosce, il sistema Londra. Accelerato. Mm, perché stai ritardando l'uscita dell'alfiere Campochiaro? No, stiamo andando accelerato nel senso perché fai uscire prima l'alfiere del cavallo. Ah, ok, Cioè tu ok, fai ok. pedone, Ok, ok, cavallo, ok, ok. alfiere. E come tutti i sistemi è bene o male una sorta di mosse prestabilite che il giocatore del bianco in teoria può fare indipendentemente da quello che fa del nero, poi ovviamente bisogna sempre vedere cosa fa il nero. E tra l'altro fra poco uscirà sull'Accademia il mio corso completo sul Colle, è già in prevendita, ci sono già diversi studenti che l'hanno già preso, e con dentro tutti i vari modi di come rispondere a seconda di come gioca il nero. Comunque è molto simile a Londra, anzi dicono molti che il Londra sia un Colle migliorato. Allora, qua ci sono più idee perché io vorrei far arrivare l'alfiere qua. Il punto Mhm, qual è? Che se io adesso giocassi questa mossa qui mhm. e lui mi fa questa, io non voglio cambiare l'alfiere. Ok. E a quel punto avrei 1, 2, 3. Io avrei solo 1 e 2. Perché se lui mi sposta l'alfiere c'è da valutare questa spinta, però io avrei 2 difensori contro 3. Però se faccio così. Eh. Se no l'altra idea era, vado qui che gli inchiodo il cavallo, lui probabilmente mi Mhm. interrogherà l'alfiere, Sì, sposto qui tenendo sempre interrogato, cioè sempre tenendo inchiodato, allora mi farà e questa l'alfiere arriva in qua. C2. Però Così se dall'alfiere lui in mi C2 bravo, sposta, esatto, è quello che volevo dire. Se la tua paura è quella, la può fare però c'ho sempre. questa, Ok, ok. Allora ti quello dico che una cosa. pensavo. Di norma si mette l'alfiere in B5, cioè quell'inchiodatura che tu vuoi fare, la si fa quando bene o male sei anche disposto a dare l'alfiere sul cavallo. Ok, Se tu non sei ok, disposto mai, ti dico non farlo. ok. Sì, sì, sì. O anche nei due, come preferisci. Qui secondo me è un gioco Sì, facile. se pur di non cambiare lo metto qua, chiaramente. Sì, esatto, esatto. Tanto non è a mossa 7 che si decide la partita, no? Sai, io dico sempre mediamente una partita dura 40 mosse, ha Sì, voglia di, ha voglia di giocarsela ancora. Ecco, vedi che poi le cavolate le fanno loro. cavolo. Eh, Dimmi cosa stai pensando. o di mettere l'alfiere posizionato qui, che lui sicuramente mi andrà a cambiare col cavallo, Sì, penso. Quindi poi mi ritrovo un cavallo fortissimo qua, però non potrò farla perché è esatto. inchiodato, quindi dobbiamo Esatto, prendere quindi probabilmente dovresti con la donna. catturare col pedone. Esatto. Però se lo spostassi qua, secondo me lui mi fa col cavallo così, e Mhm, alla fine devo metterlo qua. Quindi stavo vedendo se ci fosse qualcos'altro. ok. Se io do il cavallo, gli faccio liberare la colonna, e secondo me è buona per lui.
Oh, prova a tirare l'alfiere. Sì. Non Ricordati vedo sempre che il tuo niente. cavallo in F3 è inchiodato, non lo puoi mai toccare. Giusto, è vero. Secondo te chi sta meglio qui? Valutazione da motori, immaginati la barra del motore, chi sta meglio qui? Qualora dovesse arroccare lungo, cioè io ti direi il bianco, però Sì, può anche arroccare lungo. Vediamo, secondo se me se arrocca lungo... arroccasse lungo, ha già i pedoni un po' più avanzati Sì. rispetto ai miei, non è detta che il bianco stia No, è vero, meglio. è vero, è vero, è vero. Stiamo a vedere cosa succede. Allora qua io ho due, potrei lasciare questa cosa, cioè o li cambio io l'alfiere, ma non lo farò mai, Mhm. perché faccio sviluppare la donna, poi arroccare Esatto, sì, lungo. bravissimo. Quindi io pensavo a fare questa, che però che senso ha? A sto punto mi chiedevo, perché lui sicuro andrà a arroccare lungo, cioè dopo questa... Vediamo. Ovviamente è giusto l'idea dell'arrocco lungo, è giustissimo. Quindi le due opzioni erano sì, non posso farla sempre. L'idea di Donne 2 qual è? Spostare, cioè, qualora, ecco, Ok. e così c'ho il doppio arrocco, in base se dovesse Ah, arroccare ok. lungo. Ok. Se arrocca lungo, dove arrocchi? Se arrocca lungo, devo valutare bene l'attacco, perché avendo qua la colonna libera mi verrebbe da fare anche a me l'arrocco lungo. Mhm. Ok. Poi questo qui già, qualora dovesse spostare la torre, gli cade. Quindi mi scoccerebbe, siccome lui ha spostato tutti qua, tutti i pedoni, Sì. se ce li avesse avuti tutti uniti potevo lo stesso anche arroccare corto, perché sempre tramite i tuoi video dicevi che questa struttura qua in realtà è anche, potrebbe essere anche Bravissimo. più forte rispetto alla struttura normale. Sì, era molto solida. Però essendo che qua è tutto sguarnito, Ok. Abbiamo cioè avuto la fare l'arrocco conferma con questa sua corto, ultima mossa. Cosa esatto, vuole fare? arroccare. Esatto, lungo, arroccare lungo. Quindi donna lì penso che l'ha messa solo con l'idea di arroccare lungo. Sì, anche perché non fa niente. Io qui o arrocco anch'io, però allo stesso tempo se arroccassi corto, sta struttura mi rimane lo stesso. E io con le due torri vado ad attaccare l'arrocco lungo. Vedere se vedo tutto bene, perché doppio attacco qua. Su questa come reagisco? Eh, forse andrei a rompere qui, sai? Sì, Ottimo. Ok, perché ovviamente... questo cavallo doppio attacco qua No, non è male perde un questo. pezzo, però se sono cioè se faccio Ah, l'arrocco. sì. No, non è male. E secondo me l'idea anche di posticipare l'arrocco, perché sempre dobbiamo svelare subito le carte in tavola? Quindi l'idea di dire ok, non ti dico ancora dove lo metto il re, non è stupida in questa situazione. Tanto no, siamo a mossa 11, dai. Sì, no. So che dovrei roccare entro le 10. No, ci sta in questa situazione, ti dico che ci sta perché è molto ambigua da entrambe le parti. E ovviamente sai, no, con arrocchi contrapposti si spingono subito i pedoni in modo cattivo, con arrocchi omogenei si gioca in un altro modo, quindi stiamo a vedere, lui dovrebbe arroccare lungo a quanto pare. Però gli arriva il doppio. Certo, gli arriva il doppio, quindi ora ti deve catturare il pedone al 100%. Tu catturi col cavallo, Sì. lui cattura col cavallo, ok. E una volta che hai messo lì l'alfiere, ti gioca
Pedone F5? Potrebbe. Speriamo non la giochi. Vai avanti nel calcolo, fammi vedere quanto riesci ad andare in profondità. No. Ok. Fate andare sicuramente così. Ok, esatto, c'è già l'alfiere lì. C'è il premove, no? Ok, Sì, esatto. adesso le Pedone gioca. F5. Io qua. Lo do. No. Ok, lo dai su, gioca donna per. Ma non c'è più niente. Niente. No, c'ho il doppio perché tanto questo pedone è inchiodato. Ok, te lo mangio con la donna. Ah no, giusto. Questo cavallo è inchiodato. Che non vedo. Cerca le mosse più forzanti. Poi magari non c'è niente, però ti sto invitando ad andare in profondità. Ok, niente, come non detto. Non ha fatto F5. Non la vedevo. Niente. Poi dopo in analisi. Mhm. Qua una torre così è carina. Questo è inchiodato. Lui c'ha un 1, 2, 3. Però non mi sta attaccando un pezzo, quindi farebbe per togliermi un pedone e toglierebbe il cavallo che difende l'arrocco. Sì, sarebbe un sacrificio a tutti gli effetti, no? Però adesso questo è difeso dall'alfiere, io posso togliermi dall'inchiodatura. Stavo pensando o di spostare qua per avere un altro supporto, per un doppio attacco, però chiaramente divido 2 volte, se no anche mettere la donna qui, cominciare a puntare il suo arrocco, Dov'è che però ti da ispira di sola più? qua. Però secondo me è molto più rischiosa rispetto a che qui. Poi è sospesa. Metto qua. Ok, se ti fa la famosa spinta F5 adesso? Non riesco. Tendo sempre qua. No, dico F5 per scacciarti l'alfiere. Ah, F5. Cosa faresti adesso? Lo do sul cavallo. Ok. E se va di donna? Se va di donna, tolgo. Faccio cavallo qua. No, prima cambio le donne Ok, e poi cavallo qua. ok. E mi sono creato un avamposto fantastico. Sì, Con e l'attacco credo... sull'alfiere E sul pedone doppiato. e sul. Esatto. E sulle due torri. Perché minacci cavallo F7 poi da lì, no? Sì. Ok. Vedi, andare in profondità di calcolo ti permette di essere 2 o 3 mosse avanti rispetto al tuo avversario. Poi magari quella linea non si avverrà mai, no? Nella partita. Però ti permette di avere delle certezze. Perché? Vuole darmi scacco?
aveva paura di questo avamposto. Sì, probabilmente sì. Eh, ma dai che mangiare il pedone per non lasciargli libera questa colonna mi stuzzica? Mh-mh. Io quasi quasi mi doppio così. Okay, non è male anche questa scelta. Ovviamente qui lo inviti veramente a giocarti F5. Io credo che è una mossa che adesso più che mai, che il fatto che l'alfiere non ha più la ritirata. Okay, dopo gli eventuali cambi sul cavallo, cambio di tutto, analizzando la struttura pedonale, la sua dovrebbe essere un po' peggiore rispetto alla tua. Quindi si va in un finale e lì si tirano fuori tutte le armi che si sanno nel finale. F5 Eh, su F5 porta al finale. Se gioca altra roba, allora si vede. poi Okay, cosa vuole fare? okay, questo vuole spingere. Adesso io posso fare o questa e mi creo la struttura così, si spinge, mangio, però mi piaceva anche questa. Mh. Io qua devo roccare. Oh, perché il vero problema era quell'attacco a raggi X che c'era sul re, quella Sì, sì, torre, eh. sì, 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 e Quindi infatti sì che vuole spingere sicuro, però c'era l'attacco a raggi X sul re. mh. Quindi questa è stata la scelta più saggia. Eccola. Eccola qua. O vado indietro anche. Ah, lì devi capire se il tuo alfiere una volta lì farà qualcosa nella sua vita, perché se non fa niente nella sua vita, allora Vabbè, conviene qui no, però devi dargli. rimanovrarlo. Devi Cioè, rimanovrarlo, okay. o meglio, se io adesso lo porto a difesa anche dell'arrocco, oltre a avere questa diagonale qua, che gli va a togliere magari la torre, che va a supportare, cioè gli togli comunque, può avere le torri solo qui, avrei uno Okay, ti faccio scacco. un'altra domanda: se gli lasci in vita quel cavallo e lui riesce a rimanovrarlo in qualche modo, ti potrà dare noia in futuro oppure no? Se la risposta è sì, toglilo. Eh, Se tu dici sì, no. sì, perché non ho la coppia degli alfieri. Secondo me il cavallo singolo contro un alfiere singolo nel finale o quasi, il cavallo secondo me è nettamente più forte. O meglio, io preferirei avere il cavallo. Sì, in teoria quelli forti ce la fanno con l'alfiere, ma noi che siamo delle mezze seghe, Esatto. Beh, io quella è la teoria. No, fidati, anch'io preferisco il cavallo. ecco qui, o cambio la donna entro in finale, o volendo posso spostare la donna e non rifiutare il cambio. E sinceramente mi sento più per il finale, Okay, giocatela. perché Giocatela. lui c'ha i pedoni doppiati là. Okay, quali sono i principi del finale? Andare a promozione. Dalla promozione, vero? Muovere il re al centro, Centralizzare il re, bene. però prima farei torri su colonne semiaperte. Sì, ottimo, ottimo. Okay, siete secondo me abbastanza pari come situazione, però tu hai comunque una struttura pedonale migliore della sua, soprattutto quella sull'ala di donna che c'ha lui è pessima. Quindi, secondo me puoi ottimizzare, c'è un margine di ottimizzazione. Io mettere il re qua, sì, blocco subito. Allora questa mi piace perché quando dovessi mangiarmi, io lo mangio. È vero che mi isolo questo pedone, ma il re da qui non si sposta. Deve fare tutto un giro.
Che non fa così, ma se io mangio è sorretto da questo pedone e comunque lui sì, può andare qua. Ti posso fare una domanda? Ti faccio vedere la scacchiera in un altro modo? Sì, Qual è la differenza tra torre passiva e torre attiva? Ne hai mai sentito parlare? torre passiva, torre attiva. Ah, così. Allora, esatto. Le tue torri sono attive perché puntano sui suoi pedoni. Le sue torri sono passive perché difendono i suoi pedoni. Quindi tu hai l'obbligo di giocare attivamente. Cioè lui l'unica cosa che puoi fare con le due torri è guardare quei due pedoni deboli. Deboli perché non sono più difesi da altri pedoni, eccetera. Quindi tu, per esempio, immagino che lo stai già per fare, raddoppierai probabilmente sulla colonna Sì, E. Lui adesso deve raddoppiare anche lui sulla colonna E perché altrimenti perde quel pedone. E adesso deve giocare torre H7 per forza, l'unica sua mossa. O torre E7 per raddoppiare. sì, o punterà con i pedoni, secondo me. Sì, Però, cioè prima devi difendere. visto. Ok. Allora, fammi un attimo vedere, se fa così, mica triplice impedonamento, non è bellissimo. Dovrei fare così, così almeno mangia e mi sdoppia più o meno. Così, 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 così. Si libera la colonna. Lui con questo non può mangiare. Io cioè, cambio le torri, cambia e gli cade. Quindi, allora, secondo me c'è qualcosa qui. Ok, ti faccio la Quindi domanda del penso che secolo. questo sarà sbagliata, secondo me. Cosa Cioè, o meglio, giocherebbe Carlsen in questo punto? In che modo giocherebbe? Attivo, passivo? Carlsen è molto materialista. Quindi, quindi probabilmente andrebbe a puntare il pedone. Sì, gioca la tua minaccia subito è più forte di una minaccia sua futura. Ok, occhi aperti. Allora. Questa, questa, questa. Mm. Cioè questa è quella più così. Io non muoverei questo qua, sai? Perché se mi mangia io poi mi ritrovo sempre. Però questa torre è più sorretta. Però questo poi se ne va. Quindi io porterei avanti il re. Ok, sì, non eri costretto a muovere i pedoni. Ovviamente, altro principio del finale, appunto, è crearsi il pedone passato, quello che lui sta cercando di fare. Sì. Allora qui io mangio. O mangi, direi. No. Esatto, sì, perché no, io stavo pensando vado, tanto difendo, però poi mi si diventa Ah, ok, sì, no, passiva. c'è anche quella, però sì, sì, no, c'è Diventa anche quella. passiva. C'è anche quella che non è male. C'è anche quella che non è male. Sai, non è male anche questa. Che lui cattura. No, forse va a promozione. Va a Però si può promozione. spingere, capito? Cioè non è detto che mi catturi. Se io Sì, metto sì, la sì, sì, torre sì. qui, lui spinge Sì, e finisce sì, il sì, doppio sì. attacco. No, mangio. Ok, andrà di pedone. È sicuro. Sicuro. Cazzarola. Ok, occhio al tempo che abbiamo 2 minuti, eh. Per forza.
Ok, questa è obbligata. Non voglio lasciargli un tempo per promuovere. Mhm. Ok, cosa Questo giocheresti a spingo. breve? Adesso. Basta. Cosa vuole fare con quella torre? Vuole metterla qua. Sì, sì, giusto, Forza. giusto, giusto, Però giusto, cavolo, giusto, avere 2 torri giusto, giusto, giusto. a difesa Ok, così adesso che... minacci concretamente torre per H3. Ok. Ok, la sua torre è attiva adesso, la tua è passiva, però è anche vero che lui non potrà mai andare via dalla colonna H, altrimenti perde quel pedone. Quindi la tua è molto passiva, la sua è più attiva, però c'è margine di giocarsela, eh? C'è margine di giocarsela. Guarda sempre che mosse fa lui, eccetera. Giocatela, giocatela. No, sono un babbo. E ti puoi inchiodare, sì. Ok, sperando che non la veda. Ecco, questa è diciamo, la bellezza di avere una torre attiva, che oltre a supportare il suo pedone può anche giocare attivamente in Mannaggia. qualcosa. Magari non la vede, eh. Meno male. Ok. Meno male. Ok, adesso ci stai isolando un po' di pedoncini. Lo so però. Esatto, esatto. Ti crei anche tu il pedone passato. Almeno una noia hai anche tu. Non è male, eh. E poi non riuscirai a portarlo perché c'è il suo re lì, però almeno una noia gliela creiamo anche noi. Cazzarola, adesso come faccio a difendere tutte e due? Mm. Non si riesce. Eh, No, no, è un buon controgioco, eh. cioè lo lascio, Sì, 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 è però un buon poi controgioco. vado... Buon controgioco. Beh, il tuo re diventa più attivo del suo, il suo è l'angolo, il tuo poi va al centro Sì, scacchiere. però è molto lento prima che... No, no, ci arriva secondo me. Scacco. Ah. Cavolo, però qua mi blocco, eh. Sì, ciao. Non sei costretto, esatto, non sei costretto. Sì, sì, cosa non so, si fa un altro pedone passato, sì. Che adesso ti cattura. Bravo, ti stai giocando bene. Anche se comunque il pedone F adesso, C, il pedone C è un altro pedone passato su. No, devo togliergli questo. Che una volta che vado qua basta, non posso più fare niente. Eh, Però come fai a toglierlo? Ah, ok, così, ok, vai a mangiare quello lì. Ce la faccio, vero? No. Mannaggia. Mm. Prova a tornare, ecco, dai, prova a resistere più a lungo che puoi. Torniamo a difesa di quello C.
Sì. Allora, tu hai delle mosse da perdere, da spendere. Allora, intanto, esatto. Allora, il tuo re non deve mai andarsene via da lì. No. E puoi perdere delle mosse, per esempio, spingendo quel pedone, esatto. Sì, che così se li vedi, qualora Sì, 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 dovesse sì. mi cade questo, mi libero la torre. Sì, e come tempo c'hai anche l'altro pedone, esatto. E anche questo. Esatto, quella è l'ultima spiaggia. Che adesso la tua torre, la tua torre è un po' più attiva perché adesso difende anche la seconda traversa. E credo che lui debba andare via ora con quella torre da lì, perché altrimenti si stalla così. Lui deve attivare la sua Che è quello torre. che spero. Dai, te la stai giocando molto bene questo finale, veramente. Eccolo, eccolo. Eccolo. Abbiamo finito i colpi. Abbiamo finito i Sì, colpi. posso Vediamo fare se solo c'è. questo. Poi lui spinge e siamo fregati. È vero. C'è qualche miracolino da fare. Forse Rally non è stupida, Contesa. Giusto, contesa si dice. Rally opposizione. Opposizione. Perché lui spinge, tu vai dietro. No, questa è buona. Io provo a chiedergli la pazza. Prova, è tutto lecito. Lo distrai anche che ha 10 minuti. Rifiutato al Ha volo. rifiutato. Mamma mia, se perde quanto godo, quanto godo. Beh, Vai, Carlo. perdere tosta. Ma guarda che su sti finaletti qui. Ok, adesso abbiamo perso le chance di muovere il re. Perché adesso prende Ah no, se prende l'opposizione no. Se prende l'opposizione non può. Nella posizione gli do C'è scacco e ritorno scacco. indietro. C'è scacco. Sai che se. Vedi? Vedi? Vedi che voleva fare tanto il fenomeno. Voleva fare il fenomeno. Adesso è il problema. Aspetta. Abbiamo lo stesso problema. Perché lui spinge. Lui spinge perché se tu catturi, lui spinge. Sì. A meno che tu non ce li hai scacchi infiniti. Perché scacco, 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 scacco. Sai che forse hai gli scacchi infiniti? Non vorrei dirti una menzogna, ma forse hai scacchi infiniti. Cioè vado qui, lui spinge. No, Cioè, no. no, gli Allora, mangio. bravo, l'ultima chance è mangiare e dargli scacco all'infinito con la torre. No, Ma non lui si funziona, non sposta. funziona come piano. Però è l'ultima chance, è l'ultima spiaggia. Allora, sì, perché qua se vado indietro è persa. Si va indietro e persa. Chiedo un'altra patta. Vai, io direi di provare questa. Niente, l'unica. Vai, scacchi infiniti di torre, ovunque vada, perseguitalo. Perseguitalo. Perseguitalo di scacchi. Ecco, re C3. Ma lui farà questo. E tu dagli scacco sempre, 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 sempre. Secondo me dovrebbe andare a mangiarti i pedoni, però se va lì, quella è buona per noi, Perseguitalo. Re 3 sono finiti gli scacchi. Il piano non ha funzionato. Mannaggia. Aspetta, però poi te la puoi giocare per lo stallo. Aspetta. Dagli impasto. Porca vacca. Perché tu non puoi più muovere nulla, perché i pedoni sono bloccati. Se tu perdi la torre. No, perché lui c'ha la donna. Come faccio a stallare? Se non dovrei più muovermi. Sì, no, è difficile stallare. Esatto. Ok, niente, dai, penso sia da abbandono, però gli abbiamo venduto a cara la pellaccia. Io lo segnalo. No, non No. segnalare.
Sì, sempre, sempre, perché guarda che... No, Sì, no, perché no? no, dai. Va bene. Di default segnaliamo tutto. Sì, di default segnalo tutti e guarda che alla fine, tipo una partita che avevo persa, quella da 73 mosse, molto probabilmente mi hanno restituito i punti. No, ma sai che ho visto alcune cappellate che ha fatto in questa partita che ci potevano dare vantaggio. Ha giocato bene, però secondo me. Ok, ti richiedo un attimo il controllo che la rivediamo. Sì. Allora, io penso che tu abbia giocato bene, lui anche, però stavi meglio tu. Stavi meglio tu. Mannaggia, adesso voglio capire dov'è che ho perso. Ok, ti faccio vedere e dirai, porca vacca, farò esercizi di tattica da qui alla fine dei miei giorni. No, c'era una tattica. C'è No. sempre una tattica, in ogni partita c'è sempre la tattica che ti svolta. Questa l'ho imparata, ma anche nei tornei a tempo lungo, dove sei lì che pensi 20 minuti a mossa, poi la vai a rivedere col computer. Ma c'era come ho fatto a vedere che c'era la tattica? Sempre, 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 sempre. Allora, qui penso che tu abbia giocato molto bene. Ecco, lui qui si è sbilanciato con questi pedoni, però come dici tu giustamente, se arrocca lungo ha senso, se arrocco corto si è solo sbilanciato. Qui hai giocato bene, nulla da dire. Ecco, qui ti invitavo a ragionare appunto come andava a finire su questa. Sì, sulla spinta di Non F. c'era, in realtà non c'era granché, era interessante questa, però in realtà lui ti mangiava con l'alfiere, ti mangiava con Ok, l'alfiere. ok. Quindi non funzionava. Era interessante questa con tempo sulla torre, ma arroccava lungo. E poi non c'era più niente in realtà. E quindi no, non c'era nulla in questa situazione. Ah, ok. No, 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 in questa situazione credo che non c'era niente di meglio, Il almeno motore cosa se diceva? se qualche amico trova qualcosa ci può ce lo puoi dire. Okay, l'analisi la facciamo dopo. Quindi siamo Ah, arrivati a vabbè, allora in realtà la partita è andata così, ho la revisione arrocco gratuita. lungo. Okay, sì, esatto, dopo la facciamo. Donna qui secondo me mi piace molto, ti sei tolto dall'inchiodatura. Okay, qui secondo me di pedone o d'alfiere forse alfiere mi sarebbe piaciuta di più. Qui sei stato furbo e qui si entra in un finale. Secondo me finale nettamente superiore per te perché hai le torri attive su colonne semiaperte. Però lui creandosi Quindi il pedone passato, alla fine. ora, giustamente la prima cosa è attivare il re, portarlo al centro. Lui lo sta decentralizzando in realtà il suo re, cioè in qualche modo deve andare in queste zone. E tu appunto ti prendi il mega avamposto e raddoppi con l'idea di mangiarti il pedone debole. Cioè le tue torri sono attive, quindi devono fare qualcosa. E infatti qui cosa ti dicevo? Qui le uniche sue possibilità sono giocare torre e ci mette dietro l'altra, oppure fa questa manovra di torre così. Io questo era quello che mi aspettavo, che andava così il gioco. Tu Invece lui ha raddoppiavi mosso il pedone. così. Così me l'aspettavo e qui lui è totalmente passivo, al che te la giochi con re, te la giochi con qualche spintarella, eccetera. Ma lui ha Cos'è che ho sbagliato. sbagliato? Lui ha sbagliato e ha fatto questa, che gli consente questa, ma questo tipo di difesa è ben diversa da questa difesa qui. Mi sai dire il perché? Un conto è difendere così, un conto è difendere così. Che differenza c'è sulla scacchiera tra questa difesa e questa doppia difesa? È che la torre è dietro e so che la torre difende sempre meglio stando dietro al pedone. È vero, verissimo. E a livello di concetti basilari di scacchi? Che ha meno raggio d'azione è meno Giusto? attiva. Giusto. Un'altra cosa che ho visto che ci fai molto caso durante le tue partite, ah no, però questo pezzo non lo metto qui perché? Eh, Come sono così le sue due torri? sono in colonna.
Benissimo. Così come sono? Così sono sospesi, sono sospesi. Ah, pezzo sospeso c'è sempre la tattica. Vediamo dov'era. Raddoppio, torri sospese. Trova la tattica. C'è la tattica qua c'era la tattica, mannaggia. E qui mi ricordo la tua frase, ok, controlla bene. E io ho detto, ci sarà qualcosa qui. E invece c'era la tattica infamata. Torri sospese. Giochiamo sulle torri sospese. Mica doveva il pedone. Come? Mossa al bianco. Mossa al bianco, spinta. Cioè, spinta, Può fare 1000 cose, può anche spingere. giusto. Può spingere, può... Più forzante. Forza è diretta, immediata. Ma cioè, se faccio questa, lui mangia, io mangio, lui mangia. Ok, non funziona. Quindi non funziona. Ah, no. Se c'è questa, Mhm. fare così. Qui posizione dominante, totale. Ma pensa a te, che non la vedo. Perché non riesco a vederla? Non c'entra niente la spinta. Ah, certo. Certo. Porca vacca. Poi qualche noia te l'avrebbe data comunque perché lui ha quei 3 pedoni dove si sarebbe Molto comunque creato un forti. pedone passato, però secondo me era più giocabile, eh? Sì, ma qua c'era questa. Era più giocabile. Mannaggia. C'era. Sì. E non avendola vista, purtroppo poi si è ribaltata contro la situazione. Qui bisognava per forza catturare. Qui secondo me da qui in poi hai giocato al meglio che potevi, veramente, cioè 10 lode direi. Cioè come hai tenuto qui la situazione, penso che non la potevi giocare meglio. Andiamo a vedere la revisione. Perché secondo me in quella posizione lì con le 2 torri tue attive, è vero che lui c'aveva comunque il pedone molto forte. È andata a revisione, vuoi farla tu? Perché Sì, me sto non... facendo. Ah, Sì, la sto stai andando. facendo. No, allora vedo Ah, sempre sì, perché per la... la Aspetta. condivisione. Sì. Allora devo fare così. La vedi? No, vedo sempre la schermata ferma. Secondo me è la condivisione di Zoom che va cambiata. Ok. Qua. Vedi? Ok, Ora adesso vedo, sì, adesso vedo. faccio revisione. Vediamo com'è andata. E fu così che il tuo amico fece 99% di precisione. Vabbè, sono ancora in tempo a segnalarlo. No, dai. Attenzione. Perché guarda che tanti ho visto che magari non è che ti barano tutta la partita, però Sì, quelle sì. 2 o 3 No, mossettine poi no. se la giocano, capito? Sono in difficoltà, Quello è il non livello so come pro. facciano. Quello è il livello pro di barare. In genere molti barano sempre da inizio alla fine. Allora, cosa dice il nostro amico? 80%. No, dai, allora andiamo a vedere cosa è successo. Ma soprattutto voglio andare verso la fine perché secondo me te la sei giocata bene sempre. Anche lui si è giocata bene. Ok, siamo nel finale. Ok, più 0,30. Pensavo che avevi più vantaggio. In realtà è un vantaggio tendente al pari. In realtà è un vantaggio tendente al pari. Lui va qui. E Mizzega. addirittura sì, lui consiglia di raddoppiare Qua sulla adesso più colonna 1,5. H, sulla colonna H per non farlo scappare, perché il nostro raddoppio qui, È e se vero. raddoppiavamo qui, non gli piace. Ok, E era più allora tornava forte il al pari. raddoppiare qui per fermargli la...
per fermargli la situa. Perché se ora facciamo così, lui... No, neanche. Era mettere le Ma due sì, torri non tutte e due l'avrebbe mai giocato. nell'avamposto. Non l'avrebbe mai giocato. Sì. Hai giocato così. Ok, sì, era meglio non fargli partire quel pedone, ok? Se avessimo fatto così, che abbiamo fatto Come è così, però l'abbiamo andata? fatto più avanti, scusa. Abbiamo fatto più avanti, così, così. Ah, ma sai che non c'era tanta speranza, nonostante la tattica? Torre per F5 prima, torre per F5 prima, lui cosa avrebbe fatto? Si avrebbe catturato, come dicevamo. Aveva comunque il pedone passato. No, questo non funziona? Questa non funziona. F4, ma che cacchio sta succedendo? Perché? Perché F4 vince tutte le altre perdono? Perché? Scopriamo il perché. Perché? Perché noi non può continuare a Sa Dio. spingere questo povero Cristo? Ah, perché ti fai il pedone passato anche tu. Ti fai il pedone passato anche tu. E se lui prova a tenersi il suo, tu ti tieni il tuo. E vabbè, dai. Vabbè, dai. Vabbè. Ma porca vacca. Vabbè. E questa è inumana, bellissima. F5 secondo me, F4 è inumana. Inumana. Non è che la potevamo giocare allora. Non è che la potevamo... Guarda, si va a scoprire che la potevamo giocare F4 quando lui ha spinto H5. F4. Porca vacca. Questa è inumana. È inumana. Mi sa che dopo la cattura vediamo tutto nero. Boom. Nero. No, parità. Parità. Ah, c'era sempre... Perché c'era sempre sta tattica che non ho visto. Del Kaiser. Invece, non vedendo la tattica... Guarda, non è finita comunque, cioè un meno 0,40 non è finita. Secondo me è giocata bene. 0-0. Perché? Qual era la mossa Aspetta. migliore? Qua. Non era questa, era un'altra. Lui ha fatto questa. Torre per G2? Torre per G2? Torre G1? Cosa mi dici che cosa cambia tra il fatto che il pedone sia in H e il pedone sia in G? Perché forse non può Ah, venire perché non qui? può venire là? Madonna. Ti dico. Sottigliezze. Però qua io ho visto torre E non era la mossa migliore. No, doveva Torre giocare cos'è? 1. C5, sì, spinta No, C5. io che ho giocato torre 1. Ah no, è la mossa migliore. No, lo è. No, qui hai giocato da Dio, secondo me. Hai giocato bene. Sì, forse quel re lì ti ha un po' fregato. Ma è difficile, sono finali difficili questi. Sì, qui sei stato tagliato fuori. Sono finali difficili, eh. È difficile. Forse la devo mangiare di re. Però io avevo paura che che mi facesse l'infilata, capito? Sì. Se va a scacco, mi mangiava l'altro pedone in Allora, A4. questa è stata, secondo me, una partita molto piatta, perché dopo i cambi è diventata molto piatta, e secondo me non sei riuscito a sfruttare tutte le tue potenzialità, perché secondo me di profondità di calcolo sei molto più forte del tuo avversario, e quindi la sorte un po' ti si è riversata contro quando non è saltata quella tattica, e quindi poi gli è andata a favore suo, perché un po' di fortuna ci vuole, qui ce l'ha avuta, cioè si è ritrovato un pedone passato, non sa neanche lui come, e purtroppo è andata così. Però sì, i scacchi sono anche questi. Purtroppo ti perdi quella mezza cosa che ti riportava in partita. Buonanotte. Però questa è una grande lezione. In ogni partita, anche le più piatte, perché questa è stata piatta, c'è sempre la tattica. Sempre. Farò 1000 tattiche. No, Patrick, hai giocato veramente molto bene, molto solido, molto tutto. Ok, nel senso si è scappata la tattica, altrimenti erano già 2000, quindi ci sta. E anche perché era una tattica di un pedoncino, che dici è un doppio mortale, eccetera. Veramente, l'hai giocata bene. Londra mi è piaciuto. Se ti studi adesso bene, ti mando anche il link dello studio della Deakin, vedrai che col nero li porterai all'interno del tuo mondo, e questo loro li spiazzerà, perché tu saprai esattamente come giocare e loro no. Quindi Ok.
Sarei più contento quando ci avrai il nero che quando ci avrai il bianco. Ma già adesso in realtà sono più contento quando c'ho il nero che faccio la francese, perché conosco meglio del Londra alla fine, Ok, che era ok. il contrario prima. Ok, ok. Anche su Londra poi magari ti dico qualche piano di gioco, qualcosa che ti aiuterà. Potrebbe svoltare. Va bene, va bene. Bene. Dai Patrick, avanti tutta, vedo veramente grande potenziale. Ti dico, secondo me, nel giro di una dozzina di puntate, quindicina, 1200 li tocchiamo. E Ok. poi tutto man mano che sali lo vedi anche tu, son piccole cose, magari miglioriamo un pochettino di più nel finale, vediamo più qualche tattichina e già lì sono altri 50, 60, 70 punti e pian piano si sale. Voliamo, voliamo. Dai. Va Va bene. bene Ti amici, ringrazio, spero che Christian. vi siate divertiti. Credo che questa partita, soprattutto quelle sconfitte, sono le più didattiche e non perdiamoci d'animo perché fa parte del percorso. Quello un po' meno. In questo momento sono molto scoraggiato. Lo vedo. Ragazzi, ci vediamo Amareggiato. settimana prossima. Patrick, buon divertimento e buono studio. Ci aggiorniamo. Grazie. Ciao a tutti, Ciao a ciao Christian, tutti. buona giornata. Ciao. Ciao.